Buonasera ad Alessandra Ghizzi, ben trovati in ascolto di Garage Music, con me in regia come sempre Nicola Marchesina. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti, questa sera una realtà sicuramente diversa per Garage Music. Abbiamo una realtà jazz, o come definiscono loro di oltre jazz, sono gli Hyper Plus. Buonasera. Ciao, buonasera. E gli Hyper Plus è un trio formato da Nicola Fazzini al sax alto, Alessandro Fedrigo al basso elettrico e Luca Colussi alla batteria. È un trio che si colloca nell'alveo delle produzioni di Nusica.org, che è un'associazione, un'etichetta, e poi andremo magari anche a parlare di questa realtà, appunto. Ma prima spieghiamo come nascono gli Hyper Plus e chi sono. Chi comincia? Nicola. Io. Allora, è un progetto che è nato di recente, ma che nasce da comunque una collaborazione ormai di lunga data con Alessandro e con Luca, per cui nasce in qualche modo da XY Quartet, che è un progetto, appunto un quartetto che vede sempre noi tre più il vibrafono, che ormai ha 2 dischi alle spalle, varie registrazioni, vari concerti, tour, e l'idea era quella di provare una formula un po' più elastica, più snella, con un trio senza strumento armonico, e sperimentare anche un linguaggio diverso, utilizzando effetti, diversi strumenti, e insomma tornare un po' alle origini di un jazz un po' meno scritto rispetto a XY, dove la musica è molto composta, molto elaborata, e invece un po' più improvvisata e più dinamica in qualche modo. Sì. Ecco, e quando si parla di jazz, un po' come per il rock, no? Si aprono, si estendono diversi rivoli, diverse sfumature che insomma inquadrano il genere stesso, insomma, nelle sue epoche o varianti, definizioni, insomma. La vostra musica, quindi, dicevamo, oltre jazz, mi piace molto questa definizione. Diciamo che noi non ci siamo mai preclusi degli orizzonti possibili, per cui abbiamo sperimentato molto, sia per quanto riguarda la composizione che per quanto riguarda l'improvvisazione, e tutto sommato ci sembra un po' limitante inserirci nell'ambito del jazz, per quanto è forse la musica che tutti e tre abbiamo praticato di più e nella quale ci siamo formati, per cui abbiamo un po' coniato questo modo di dire, insomma, questo oltre jazz, questa parola, questo nome, per, come dire, comunque identificare il fatto che volevamo superare le barriere di questo stile in qualche modo. Ecco. Il nome Hyper Plus ricorda comunque qualcosa, insomma, del futuro. Sì, Oltre, hyper è comunque oltre. E sì. plus? E plus perché in questo progetto ci piacerebbe ospitare altri musicisti, per cui un po' l'idea è che questo trio, che comunque è un trio autonomo, che ha fatto dei concerti, che li farà e che forse registrerà un disco, ci piacerebbe che fosse un veicolo per noi per incontrare altri musicisti, anche stranieri. Adesso abbiamo in programma qualche tour con degli artisti americani, e ci piaceva questa idea di un nucleo che incontra degli ospiti, ed è un modo anche per arricchire noi e farci venire delle nuove idee, certo. Speriamo. Quando? A novembre dobbiamo fare un tour con un trombettista americano di origine irachena che si chiama Amir El Safar, un musicista molto, molto forte, molto interessante, che abbiamo scoperto quest'estate, col quale siamo in contatto, e a novembre faremo dei concerti con lui. Sì. Questa sarebbe stata una delle domande, quindi un trio aperto quindi ad altre collaborazioni. E per quanto riguarda invece la musica che ci presentate questa sera, in che versione è, se si può dire, come è stata pensata? Cioè, insomma, il jazz implica numerose varianti, e quindi, non so, la dimensione in cui siete questa sera ha voluto dire scegliere, diciamo,
delle accortezze piuttosto che Ma diciamo che questa sera abbiamo registrato dei pezzi che abbiamo scritto io e Nicola appositamente per questo progetto, e perché ci interessava sperimentare in questo trio alcune soluzioni compositive e improvvisative nuove. Vediamo Nicola cosa dice di queste. Abbiamo suonato 2 brani miei, 2 composizioni mie e 2 composizioni di Alessandro, ne parliamo in ciascuna di queste oppure no, poi mano a mano parleremo, magari entreremo più nel dettaglio, se volete. Intanto per noi è un po' un laboratorio questo trio, no? Per cui diciamo ci sono delle idee di volta in volta ritmico, melodiche, armoniche, teoriche, o anche delle ispirazioni, delle idee anche extramusicali, e un po' noi dopo ci troviamo e ci lavoriamo su tutti e 3, anche col contributo di Luca, anche se non è compositore, però il suo apporto è importante, timbrico, ritmico, e ci lavoriamo, e alle volte quello che entra al termine delle prove è diverso da quello che esce, è diverso da quello che è entrato all'inizio delle prove. Insomma, c'è un percorso. Sì, diciamo che è un laboratorio per cui man mano ci vengono delle idee, scriviamo i pezzi attorno a queste idee, li proviamo, magari le composizioni poi cambiano, ed è stato da subito molto stimolante perché ci siamo trovati a suonare musica nuova, anche molto impegnativa, che ci ha stimolato. I risultati tanto. sono venuti arrivati col tempo, una cosa immediata. Allora, iniziamo con la parte live. Iniziamo da un pezzo che ha un nome sicuramente particolare, ma ne parleremo dopo. Si chiama Odgurt Modniks e loro sono gli Hyper Plus.
Rientriamo a Garage Music, siamo con gli Hyper Plus e abbiamo ascoltato Oldgurt Motnix, una lingua inventata, suppongo. Non si sa, una lingua nuova sicuramente. Allora, io sono appassionato di fantascienza e in questi anni mi sono un po' inventato un personaggio immaginario che in qualche modo è la mia fonte di ispirazione per alcune delle composizioni che scrivo, e questo personaggio è Ion Futuru, che è un bipede terrestre in volo da molti anni nello spazio, verso un pianeta sconosciuto. Non è mai stato sulla Terra, è stato generato direttamente sull'astronave e ha pochissimi reperti di musica terrestre. Per cui diciamo la musica che lui suona e scrive, perché è appassionato di musica, in qualche modo se l'è inventata lui in modo molto così creativo e inventivo. Allora quando penso che mi piacerebbe scrivere un pezzo nuovo o con dell'innovazione, penso alla musica che potrebbe suonare Ion Futuru sull'astronave, e questo è uno dei suoi pezzi, secondo me. Quindi mi auguro che diventerà uno dei suoi pezzi. Ma come spiegare a chi non conosce il linguaggio musicale, diciamo, come insegnare l'ascolto, diciamo? Quindi c'è un tema, sì. C'è uno spazio poi per l'improvvisazione. Sì, ci sono tutte queste cose, sì. Nel senso che ci sono delle parti scritte dove la batteria, il basso e anche il sassofono ovviamente hanno degli obbligati. Poi all'interno del pezzo ci sono delle zone invece dove c'è molto spazio per l'improvvisazione. C'è un assolo di sassofono per esempio, il basso però continua ad eseguire un obbligato, c'è una cosa scritta, e poi c'è un assolo di basso ancora più libero. Diciamo che tutta questa composizione in particolare è fatta su un intervallo musicale, il più piccolo intervallo musicale, che è il semitono. Adesso non mi dilungo su come ho organizzato tutta la faccenda, no? Perché è un po' complicato, però diciamo trascende alcuni degli elementi che sono costitutivi della musica, chiamiamola tradizionale o popolare, che sono per esempio gli accordi o una scansione ritmica costante e condivisa per tutti gli strumenti. Questo in questo pezzo non succede. E la durata? Quindi dei brani? La durata è variabile perché dipende dalla lunghezza degli assoli, sostanzialmente. Sì, dall'improvvisazione. Ok. E c'è un momento più difficile per un trio, quindi per suonare, per diciamo accordarsi, per dire sì, questo pezzo funziona? Secondo me la parte più difficile è nel momento in cui guardi per la prima volta la partitura, perché devi capire, almeno per me, i compositori che cosa hanno scritto e cosa vogliono creare. Per te batteria, quindi? Per me batteria, sì, perché comunque ho una massa sonora molto estesa e anche varia, perché posso avere i suoni di metallo, di membrane, di legni, chiaramente ritmi serrati o ritmi aperti, a tempo, non a tempo, quindi però i compositori in questo caso devono comunicare scrivendo sulla parte oppure semplicemente dandomi dei consigli, quindi per me la partenza è l'aspetto più importante, insomma, il capire l'idea del compositore. E per voi? Ma io penso che la parte più difficile è quella dell'interpretazione in chiave originale, cioè riuscire a dire ok, questo brano abbiamo dato un'impronta che lo diversifica da qualunque altro, no? Cioè fare una musica che sia da un lato riconoscibile e che abbia un'identità, e dall'altro che sia particolare e peculiare. Penso questo sia un po' quello che cerchiamo sempre di fare più o meno consciamente, cercando sempre comunque di fare una musica di qualità, cioè, che ci soddisfi, che è eseguita in modo appropriato, eccetera eccetera, no? Quindi un po' un equilibrio di cose dove l'originalità però è un punto determinante.
Per me il momento più difficile, diciamo che è soprattutto avendo a che fare con delle composizioni che hanno degli aspetti di innovazione, diciamo, è il fatto che bisogna interiorizzare questi aspetti per renderli naturali e poterli esprimere suonando. E questo processo alle volte, in questo gruppo succede che ci vuole parecchio tempo. Richiede tempo, più sì. i pezzi sono complicati o nuovi, diciamo, parlano una lingua nuova in qualche modo, e più dobbiamo interiorizzarli, praticarli, digerirli e renderli nostri. Quindi l'esercizio. Sì, esercizio individuale e anche assieme, perché quello di... Le classiche prove. Sì, sono il momento in cui fondamentali. i pezzi maturano, insomma. Hyper Steps, quindi tra le prove. Hyper Steps è una composizione di Nicola, infatti. Sì, infatti. Complessa, molto complessa. E andiamo subito ad ascoltarla. Hyper Steps, loro sono gli Hyper Plus. Siamo a Garage Music con gli Hyper Plus, abbiamo appena ascoltato Hyper Steps. Nicola, è tua questa composizione? Sì, Ecco. in parte sì, in parte no. No, nel senso, allora questa composizione nasce da un'idea e da se vuoi anche un esercizio, il tentativo di scrivere una cosa che fosse un brano che fosse con molti tempi diversi, no? Noi siamo abituati a concepire la musica in 4 quarti, in 3 quarti, in 2 quarti, c'è un tempo costante, no? E questo brano invece ha tanti tempi diversi che si sommano, senza entrare più nel dettaglio,
per aumentazione o sottrazione, perché ogni battuta è diversa dall'altra in sostanza, no? E si crea un ciclo all'interno di questo brano che non è solo un ciclo di accordi, ma anche un ciclo di tempi che mutano. Questo rende questo brano abbastanza difficile. Per renderlo relativamente difficile ho utilizzato una tecnica che si usa nel jazz, che fa parte della tradizione del jazz, è quella del contrafact, cioè di prendere un brano già esistente, una canzone alle volte, in questo caso è un brano di John Coltrane che si chiama Giant Steps, che non è proprio un brano facile, no, a dire la verità. Standard, non si dice. Sì, esatto, uno standard. E utilizzare la griglia armonica di questo brano, cioè si improvvisa su questo brano, però con questo gioco di ritmi che cambia, ed è questa un po' la difficoltà. Da un lato utilizziamo un linguaggio che già conosciamo e quindi questo lo rende in qualche modo più semplice, e dall'altro però c'è un'idea progettuale che ne stravolge le proporzioni in qualche modo, no? Per cui sì, difatti il tema, tutto il brano si svolge attraverso un'improvvisazione fin dall'inizio, solo alla fine arriva il tema, che è comunque una parafrasi di Giant Steps in qualche modo, cioè chi conosce il brano lo riconosce, immagino già anche dall'inizio, forse, può essere, chi lo sa. Boh. Ma secondo voi si creano delle dinamiche particolari, diciamo, tra musicisti jazz rispetto ad altri musicisti, appunto, altri generi, del rock? Appunto, questo ruolo dell'improvvisazione crea qualcosa di più tra... Beh, allora sicuramente è il tratto distintivo del jazz, l'improvvisazione. Poi l'improvvisazione non c'è soltanto nel jazz, ma sicuramente nel jazz ha un ruolo peculiare, e tutto sommato io credo che per noi sia un po' l'elemento centrale, cioè il punto non è soltanto suonare una composizione più o meno bene e come dire gioire del risultato che ne viene fuori, ma all'interno di questa composizione esprimersi in maniera estemporanea, per cui l'aspetto interessante è che quello che abbiamo suonato questa sera sarà diverso da quello che suoneremo la prossima volta che suoniamo i pezzi, e questo è estremamente stimolante ed è interessante anche perché tutti noi ci influenziamo durante l'esecuzione, per cui assorbiamo gli stimoli dagli altri e la musica prende delle direzioni anche inaspettate, divertente. Ecco, dopo nell'ultimo, diciamo, segmento di intervista vedremo anche i CD. Intanto ricordiamo che la puntata la si può anche vedere sul sito veneto1.it, i CD che appartengono, diciamo, più alle formazioni dell'XY Quartet, giusto? Ma il CD Plus, non ha ancora registrato il disco, è uno dei nostri prossimi progetti. E la registrazione quindi cosa... Ma la registrazione è come un po' scattare una fotografia e fissare un momento. Sicuramente credo che registreremo. Sì, forse chi lo sa, cioè l'idea del disco è anche forse superata. L'importante è, voglio dire, anche questo è un documento alla fine, quello che stiamo facendo oggi, no? Che in qualche modo penso che nei mezzi di comunicazione di oggi ha valore quanto un disco, cioè non è detto che secondo me, allora noi siamo affezionati all'idea del disco e della durata di questi 40-50 minuti di musica, siamo abituati ad avere questo oggetto che ci piace e ci crediamo, no? Però è ovvio che la musica e le idee fluiscono, e ad esempio per noi quello che è importante, e infatti anche cerchiamo di organizzare anche rassegne, eventi, è che la musica vada dal vivo. Questo è fondamentale, cioè questi CD sono dei mezzi per poi portare la musica alle persone nel rapporto più immediato possibile, perché poi ne parliamo, comunque vogliamo anche vederli. Okay. Ma intanto dobbiamo lanciare prima la pubblicità, dopodiché ascolteremo un terzo pezzo che si chiama Mono Esatono. Lo presentiamo dopo? Sì, va bene. E intanto un attimo di pubblicità, dopo torniamo con gli Hyper Plus a Garage Music.
Torniamo a Garage Music, questa era Mono Esatono, siamo a Radio Veneto 1 nello studio live con Nicola Fazzini al sax alto, Alessandro Fedrigo al basso elettrico, Luca Colussi alla batteria. Noi vogliamo entrare nel dettaglio dei vostri pezzi. Cosa ci raccontate di questo brano che abbiamo ascoltato? Allora, questa è una mia composizione, si intitola Mono Esatono perché volevo scrivere un pezzo su, diciamo, sono degli insiemi di note che mi ha fatto conoscere Nicola, un sistema, diciamo, per creare degli insiemi di note, di 6 note, e che sono molto interessanti, creano una sonorità che mi piace molto. E allora su un insieme di 6 note che avevo appreso da un pezzo di Nicola ho costruito questo pezzo. L'aspetto interessante è anche questo, che le note complessivamente sono 12, per cui le prime 6 note vengono usate per la prima sezione del pezzo e le altre 6 note vengono usate per la seconda, in maniera tale di ricoprire tutto lo spettro, diciamo, delle 12 note. E questo è un altro aspetto che mi interessa molto, in senso quasi ecologico. In ogni pezzo voglio che si usino tutte e 12 le note. Questo non lasciamo niente di come dire, di inutilizzato, no? E questo è Mono Esatono, ecco. Mi piace il senso ecologico, l'ho ritrovato proprio guardando il sito nusica.org, nel senso l'aspetto culturale della vostra musica, l'aspetto proprio che tocca altre, diciamo, dimensioni a cui siamo abituati, appunto, tra l'altro l'ecologia che noi pensiamo. Nusica.org è sicuramente una realtà da presentare, nasce come associazione, etichetta anche alcuni progetti su cui lavorate, ne abbiamo citato appunto l'XY Quartet, Hyperplus è un altro progetto, e quindi intanto da quanto tempo esiste? È stata fondata da Alessandro 5 anni fa ormai, sì. No? Uh-huh. E è nata come etichetta perché l'esigenza che sentiva Alessandro, ma che noi condividiamo, è quella di proporre la nostra musica prima, diciamo, dal vivo. È importante l'aspetto del vivo, ma comunque proporre la nostra musica in maniera efficace. E le etichette di jazz italiane in generale con le quali avevamo collaborato ci avevano soddisfatto solo parzialmente finora. Alla fine, con le tecnologie di oggi, i musicisti possono autoprodursi e possono essere più efficaci, e è importante anche che siano i primi promotori del proprio lavoro, no? Affidarsi ad altri è bello, ma è anche complicato, no? Quando non si trovano magari le persone giuste o non ci sono i mezzi, perché comunque il jazz o la musica di ricerca non gode di mezzi e non ha una musica commerciale che abbia delle risorse particolari, per cui ho detto lavoriamo noi, impariamo, mettiamoci in discussione, cerchiamo di essere manager di noi stessi, creiamo anche un gruppo di lavoro. Abbiamo in qualche modo cresciuto con noi, sono cresciute delle professionalità che si occupano di comunicazione, di grafica. Abbiamo lo studio 15 di Preganziolo, che è un ottimo studio di design che ci collabora alla realizzazione del sito web, della grafica dei CD, insomma. Vogliamo vederli anche i CD? Allora invitiamo i nostri ascoltatori a curiosare su YouTube, sul sito veneto1.it. E quindi copertine, diciamo, essenziali, hanno proprio essenzialità e colorate, diciamo monocromatiche, con qualche fantasia. Come nascono i disegni? Allora, un po' il gioco è questo, che il musicista che decide di fare un CD con musica deve scegliere il colore. 7, manca uno. Sceglie il colore e poi fa un piccolo disegno su un quadratino di carta che gli viene dato quando andiamo allo studio, e questo disegno diventa la copertina. E mi piaceva questo gioco di avere i CD molto semplici, molto essenziali, però ognuno assolutamente caratterizzato dalle scelte dell'artista in qualche modo, ecco. Ecco, il sito nusica.org è anche piattaforma dove trovare appunto in formato digitale, vero? Tutta la musica liberamente ascoltabile, tutte le partiture, i video che spiegano la musica che gli artisti fanno adesso in qualche modo. Diciamo che un po' il concetto di base è che
È molto importante, secondo me, secondo noi, che i musicisti raccontino e spieghino quello che stanno facendo in maniera tale di poter condividere nel modo migliore, insomma, con il pubblico la loro musica. Ed è molto importante, in particolare quando si fa una musica di ricerca, nel senso una musica che, come diceva Alessandro prima, è un linguaggio nuovo. Se qualcuno non lo introduce, se l'artista non lo introduce, si crea quella frattura col pubblico che è stata rappresentativa di molte musiche di ricerca del Novecento, se vuoi, sì. No? È un po'. Adesso abbiamo gli strumenti per essere, come dire, presentare la nostra musica, sì, e spiegarla, vogliamo spiegarla, divulgarla, sì, assolutamente. E poi si parlava anche dell'aspetto dal vivo, quindi spieghiamo questa iniziativa, no? Che vede Nusica, insomma, voi sì, promotori di Nusica diciamo, questo è il 4º anno, organizza una rassegna di concerti a Treviso che si chiama Sile Jazz, che si tiene d'estate. Quest'anno comincerà il 14 di giugno ed è interamente dedicata al jazz italiano, al jazz, diciamo, alle produzioni originali. Questo è da sempre l'intento che ci ha animato nel creare questa manifestazione. Poi Nusica collabora anche a varie altre rassegne, per esempio alla rassegna Jazzamira, che si tiene di sotto a marzo, che è dedicata appunto anche lei a musica di innovazione, nuove tendenze italiane e anche internazionali. Abbiamo sempre avuto ospiti, la fortuna di avere ospiti prestigiosi del jazz mondiale. E anche Levico, da un paio d'anni abbiamo una collaborazione con Levico, dove organizziamo dei concerti di jazz nell'arco della programmazione estiva. Sì, le cose non mancano. Sì, le cose non mancano. Diciamo le cose da fare non mancano. No, ma che ci sembra molto importante riuscire a diffondere la nostra musica, o comunque questo tipo di musica. Sì, anche la musica dei nostri colleghi attraverso queste manifestazioni. È un modo anche di... Noi siamo una comunità, no? Non è che siamo solo noi, e abbiamo bisogno tutti abbiamo bisogno degli altri, di collaborare, di scambiarci opinioni, opportunità, progetti, idee, sì. Anche di confrontarvi con il pubblico, immagino. Certo. Che pubblico c'è? Anche l'età, sono curiosa di sapere. Chi è che... abbiamo riscontrato un pubblico vario nei nostri concerti in questi ultimi anni. Quindi veramente dai ragazzi alle persone di una certa età, e hanno sempre trovato anche un interesse ad ascoltare questa musica. Sì, è chiaro che, come dire, il jazz è comunque un genere che non è molto conosciuto. E devo dire che anche quello che ho potuto verificare con Sile Jazz è che poi le persone all'inizio magari sono anche un po' intimorite, cioè nel senso che non sanno bene che cosa accadrà, se sarà una musica troppo difficile, dissonante, però di solito restano catturate, soprattutto per il fatto che questa musica è l'ideale, diciamo, è ascoltarla dal vivo, quando vedi i musicisti che suonano e entri in questo spirito dell'improvvisazione che comunque, insomma, si percepisce nell'aria, insomma. Allora, presentiamo degli appuntamenti, tra cui Sile Jazz, diciamo quando inizia la prossima edizione, perché è prossima. Sì, Sile Jazz comincerà il 14 di giugno e durerà circa per un mese, e quest'anno una cosa nuova che abbiamo pensato di fare sono delle passeggiate lungo il Parco del Sile la domenica mattina, e in queste passeggiate che dureranno tutta la mattina, sostanzialmente in alcuni luoghi interessanti, naturali, particolari, si terranno delle performance musicali, dei piccoli concerti, per cui sarà un incontro tra natura e arte, cultura, all'interno di questo territorio che è molto bello da valorizzare, che è quello del Sile. Torna quindi anche l'ecologia. Certo. Le copertine sono tutte in carta riciclata, per dire, è una piccola scelta che però, insomma, ci fa piacere. Segna. Altre cose da segnalare? Appunto le produzioni in musica e i dischi, comunque è importante per noi presentarli dal vivo. Il 23 maggio saremo con XY Quartet, che diciamo, possiamo dirlo che è il progetto di punta dell'etichetta, quello che ha raccolto i maggiori consensi da critica e pubblico, a Foligno all'ora alle 11:30-12 per un brunch, allo Young Jazz Festival, uno dei più importanti
festival di jazz italiani dedicate alle nuove tendenze del jazz. E alla sera saremo a presentare XY, ma anche altre produzioni di musica alla Casa del Jazz, che è un luogo prestigioso del jazz italiano a Roma. E il 10 giugno ci sarà invece la presentazione del numero 8, che non c'è qua, che è un mio disco in sax solo, a Vitraria, il nuovo museo del vetro a Venezia, Palazzo Nanimo Cenigo. E poi il 2-3 luglio con un altro progetto Nusica Crei. Il 3 luglio saremo a Milano con ospite Rita Marcotulli, una delle più importanti pianiste italiane, musiciste di jazz. Crei sta per composizione, ricerca e improvvisazione. Se non l'avete capito, noi ci piace sperimentare se non l'avevamo ancora, sottolineiamolo. Ecco, no, l'ultima uscita di Nusica, che è un disco che ha registrato Luca Colussi con Luigi Vitale, che è un bravissimo vibrafonista, verrà presentato il 16 maggio al museo Toni Benetton a Mogliano Veneto, nella notte europea dei musei. Un'occasione bellissima per vedere un luogo veramente speciale, che è questa casa museo di Toni Benetton. E ci saranno ci sarà anche teatro, danza, quindi sarà una serata particolare. Noi siamo felici e orgogliosi di questa collaborazione che nasce anche dal Comune di Mogliano, che è una delle novità di Stile Jazz, perché quest'anno attraverserà quindi anche sì. Benissimo. Allora, noi siamo con gli Hyper Plus quasi in conclusione. C'è questa canzone che si chiama Ultrasonni che terminerà, con la quale termineremo la puntata, e anche per questa canzone appunto vogliamo sapere qualcosa di più. Cosa andremo ad ascoltare? In qualche modo è analoga a Hyper Steps, perché anche qui c'è una struttura di un brano di John Coltrane che si intitola Like Sonny, dedicato a Sonny Rollins. Anche qua c'è un gioco di parole. A noi ci piace questa immagine del superamento, no? Un po' futurista, se vuoi, forse. Ultrasonni, perché le strutture melodiche e ritmiche vengono veramente dilatate e ristrette in direzioni diverse rispetto alle melodie dell'originale, per cui rimane una traccia, un'impronta in qualche modo che si chiarisce solo alla fine di riferimento con la composizione originale, ma ci sono dei giochi, in questo caso sia ritmici che melodici, che, come dire, deformano la composizione, no? Mentre l'improvvisazione rimane legata alla struttura armonica originale, ma sotto questa struttura completamente dilatata dà un effetto particolare, straniante. Quindi andiamo subito ad ascoltare Ultrasonni, ma non prima di ringraziare i nostri ospiti: Nicola Fazzini, il sax alto, Alessandro Fedrigo al basso elettrico, Luca Colussi alla batteria. Loro sono gli Hyper Plus e andiamo ad ascoltare Ultrasonni. Io ringrazio invece Nicola Marchesina alla regia. Grazie a voi. Grazie a voi. Un saluto da Alessandra Ghizzo e Garage Music torna la prossima settimana. Hyper Plus, Ultrasonni. Yeah.